Catacombe di San Gennaro, belli miei, saluti a voi. Oggi vi porto con me a fare un viaggio in quello che è le Catacombe di San Gennaro. Andiamo indietro nella storia, da Capodimonte, dove siamo adesso, arriveremo nel rione Sanità. Via! E inizia qui il nostro viaggio nelle Catacombe di San Gennaro, in questa scala, dietro questa porta. Andiamo. Siamo all'interno delle catacombe e cominciamo a fare questa passeggiata all'interno delle catacombe più grandi del sud Italia. Qui invece mi trovo davanti alla prima immagine di Gennarina, Gennari, citazione, e si vede, ecco, dalla postura, quindi sempre la stessa postura, e poi l'iscrizione Sancto Martiriano Januario, e si pensa che era nordafricano perché dal colore scuro della pelle. Quindi qua abbiamo la prima immagine. La cosa bella di questa catacomba è che è molto tecnologica, cioè con un'applicazione loro interna ti accendono la luce al momento che occorre spiegare e far vedere ai turisti gli affreschi e quanto più c'è da vedere qui nelle catacombe. E non solo, perché è possibile accedere anche per chi è diversamente abile, quindi con le carrozzine. Per i non vedenti ci sono delle lamiere dove mentre spiega la guida possono toccare con mano la spiegazione, quindi è bello proprio vedere e toccare con mano quanto sia accessibile per tutti. Continuiamo. Questo passaggio è la catacomba, o meglio la basilica che precede la Basilica dei Vescovi, perché in pratica questa basilica che porta a quella dei Vescovi è dove poi c'è la tomba di San Gennaro. Il bello, tra virgolette, vedere tutti questi loculi, queste nicchie che cercavano di accaparrarsi quanto più vicino potessero essere al santo, come se magari il passaggio all'aldilà e stare vicino a Gennarina potesse essere una raccomandazione. E adesso arriviamo proprio a quello che è la tomba di San Gennaro, con la Basilica dei Vescovi. Ed eccoci qua, proprio vicino alla tomba di San Gennaro, che in pratica è vicino alla cripta dei Vescovi, che c'è Giovanni I, che fu lui a portare San Gennaro qua. Dagli scritti rinvenuti, lui scrive che poi voleva essere messo proprio vicino al santo alla sua morte. E il bello che fu ritrovata questa tomba di San Gennaro grazie ai lavori che stavano facendo per recuperare la cripta e studiare, quindi fare gli studi di archeologia, e appoggiavano i detriti qua. Il peso fece cedere il pavimento e così scoprirono che c'era qua la tomba di San Gennaro, perché si pensava che stava giù nella chiesa di San Agrippino. E non solo, qua nella cripta abbiamo anche un altro personaggio. L'altro era il vescovo di Cartagine e questo mosaico stupendo che è stato ritrovato, quindi abbiamo proprio la cripta dei vescovi qui vicino alla tomba di San Gennaro. Ed ora ci andiamo a vedere la chiesa di San Agrippino. Qua siamo nel vestibolo superiore. Questa parte è bella anche per vedere come nel periodo di persecuzione, che non si potevano fare chissà quante cose cristiane, e allora facevano degli affreschi, magari riprendendo Adamo ed Eva, però era Venere e Marte, l'uva che potevano dire che era Bacco, e gli angeli. Ed era proprio quel camuffare, e
E il bello, come vediamo, diciamo che va avanti, o meglio, nei secoli, quindi siamo partiti dal VI secolo, alla tomba di San Gennaro siamo intorno al V secolo, qui siamo al III secolo. E quindi il bello è di vedere come veniva decorato questo legame anche con Pompei, con i colori, il rosso, l'ocra, l'azzurro. Ed ora continuiamo per scendere e siamo proprio vicino alla chiesa di San Gennaro Extra Menia. È suggestivo, ha una bellezza straordinaria. Questa galleria che fu scavata già nel periodo del cristianesimo. Questa galleria che fondamentalmente, essendo in un luogo lontano dalla città, fu già individuato come luogo di sepoltura. Perché? Perché prima i defunti dovevano restare lontani dalla città, perché erano impuri. E questo luogo, probabilmente con il materiale scavato, magari ci hanno poi costruito, hanno fatto delle costruzioni, perché questo ha una particolarità, come le tante cave che ci sono a Napoli. Questa è stata scavata tutta a mano. Infatti vediamo come diciamo, tutti i pezzi tolti, tutto il lavoro fatto a mano. Ed è straordinario vedere come un'opera, perché poi diventa un'opera, ad oggi ci permette di andare a visitare quello che è la storia del IV secolo. Ed ora arriviamo ad un affresco tra quelli più intatti, ed è bello vedere quello che era il legame sempre con l'aldilà. E mo vi faccio vedere. Ed eccolo qua, l'affresco di cui sopra, eccolo qua, del pavone, il pavone che segna la rinascita per i cristiani, è simbolo della rinascita, perché? Perché perde diciamo, le sue piume per poi diventare più forte. E lo vediamo in un giardino, si pensa che sia l'Eden, e la particolarità di questo giardino verso l'aldilà, ci sono delle persone in fila che vogliono entrare nel giardino. Ma nel giardino si entra non attraverso il pavone, ma solo attraverso Cristo, che è una particolarità importante, perché solo attraverso Cristo si va in paradiso. Questa parte, che è tra la più antica, perché siamo nel II secolo d.C., ma abbiamo una fonte battesimale. Questa fonte battesimale, fatta intorno all'VIII e IX secolo d.C., sempre nel momento di persecuzione o magari quando si rifugiavano, fu fatta questa vasca battesimale, ed è una vasca. Perché? Perché un battesimo veniva, e molti ancora oggi, si fa per immersione, non per aspersione. Quindi vediamo proprio una vasca, quindi chi veniva battezzato veniva immerso e poi nato a nuova vita, proprio il battesimo di Cristo. E questa vasca è ancora simbolo, diciamo, di quello che era il cristianesimo all'epoca. E noi ci troviamo proprio nella parte la più antica, proprio al fianco di quella che è la chiesa di San Agrippino, e ce lo andiamo a vedere. E adesso vi faccio vedere una cosa particolare. Siamo nella parte della chiesa di San Agrippino. Vieni con me, vieni. E vi faccio vedere quella che fu portata pochi anni fa, una reliquia che sta, purtroppo non ve la posso far vedere, ma vi porto il lato dietro, perché? Perché qui sotto c'è una reliquia di San Agrippino, particolarità di San Agrippino, che è il primo patrono di Napoli, passato poi a San Gennaro. Cosa che sui catacombi di San Gennaro quindi sta infitto.
Un'altra particolarità, prima di finire il nostro viaggio nelle catacombe di San Gennaro, è quello che l'affresco dove dovrebbe essere Agrippino, eccolo qua, e dall'affresco la particolarità che posso farvi vedere è questa qua. In pratica chi veniva molto spesso e molto probabilmente erano nobili aristocratici, ecco qua, cioè lasciavano i ricordi, le firme. Questa è del 1861, ma ancora prima c'è un'altra firma che è del 1775. La cosa straordinaria è che prima lasciare un graffito, oggi lo raccontiamo come storia per chi ci è passato. Pensate se adesso scrivessi qua, Amedeo 2025, stessa sirena. E torniamo sopra all'ingresso, in questo caso l'uscita, e termina qui il nostro viaggio all'interno delle catacombe di San Gennaro, un sito straordinario. Permettetemi di ringraziare la cooperativa La Paranza che gestisce questa cooperativa. Permettetemi di ringraziare padre Antonio Loffredo, ma anche il responsabile della comunicazione che mi ha dato la possibilità, tra i fondatori Vincenzo Porzio, un grazie alla guida turistica che mi ha portato in questo viaggio straordinario, Vittorio. E veramente voglio invitarvi a venire, se non l'avete mai fatto o se l'avete fatto, a tornare a visitare queste catacombe. Tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 17, tranne il mercoledì. Il mercoledì è chiuso. Per info e biglietti sul loro sito catacombedinapoli.it. Belli miei, spero che questo viaggio vi sia piaciuto. Condividete con chi ama la storia, perché è importante divulgarla, condividerla. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like, seguitemi e fate seguire, che per me è un grande supporto. Cosa importante, se non è un problema, per me è un grande supporto, iscrivetevi al canale e per non perdere tutti gli altri contenuti, se vi piacciono, attivate la campanella. E chi più ne sa, più ne metta nei commenti, perché le catacombe di San Gennaro fanno parte della nostra buona storia. Un bacione.